La cosa importante da sottolineare è che ogni associazione deve avere un cosiddetto Covid Manager, quindi un responsabile delle procedure. Prima settimana di giugno, pubblicazione da parte dei comuni di una manifestazione di interesse per tutte le realtà che vogliono attivare centri estivi. Individuazione degli enti gestori e del responsabile Covid. Attivazione del comitato scientifico provinciale, attivazione di un gruppo di lavoro per distretto. Seconda settimana di giugno, formazione online sulle tematiche della sicurezza e ispezione per l'autorizzazione. Ecco la mappa che è stata data in mano ai comuni ed ecco perché in tutto il Veneto la situazione è a macchia di leopardo. Realtà che corrono a diverse velocità per l'apertura dei centri estivi, a seconda della tempestività con cui i singoli comuni hanno iniziato a muoversi. Dobbiamo partire dal presupposto che è assolutamente essenziale avere una formazione, perché l'impatto non solo educativo ma anche organizzativo e logistico con i ragazzi sarà totalmente diverso. Ieri la conferenza dei sindaci con il distretto dell'ULSS, oggi a Silea quella con le associazioni del territorio. Il comune ci aiuta a fare un esempio. Di norma ci sono circa 130 bambini che frequentano il centro estivo comunale. Due turni giornalieri, un turno mattutino e un turno pomeridiano, che però prevede la compresenza durante un turno di soli 20 ragazzi, quindi vuol dire che noi riusciamo a coprire nel territorio 20 ragazzi la mattina e 20 ragazzi il pomeriggio. Quindi su 130 solo 40 ragazzi e così si rende necessario moltiplicare l'offerta. Il piano B del sindaco Centrone è quello di impiegare le associazioni sportive. Se abbiamo associazioni sportive o ricreative disponibili, vanno, come dire, istruite e gli vanno assegnati anche degli spazi che possono essere anche comunali per poter svolgere i centri estivi.